Presso l'Istituto Oncologico Veneto è in corso uno studio che analizza l'uso degli antibiotici nei pazienti oncologici. Questo studio rientra nell'ambito delle attività della farmacovigilanza attiva ed è finanziato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, con l'obiettivo di promuovere l'appropriatezza e la sicurezza delle cure. Gli antibiotici sono farmaci fondamentali per curare le infezioni batteriche e rappresentano una risorsa indispensabile nella pratica clinica. Proprio per questo, lo studio in corso allo IOV si concentra su come utilizzarli nel modo più corretto possibile nell'ambito di cura del paziente oncologico. Negli ultimi anni abbiamo imparato che oltre a combattere i batteri, gli antibiotici possono modificare la flora intestinale, chiamata microbiota. Il microbiota ha un ruolo importante per il benessere dell'organismo e per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Quando questo equilibrio si altera, parliamo di disbiosi, una condizione che può rendere il sistema immunitario meno efficiente. Per i pazienti oncologici, e in particolare per coloro che ricevono l'immunoterapia, mantenere questo equilibrio è un aspetto da non trascurare nel percorso di cura. È anche per questo che lo studio in corso allo IOV mira a promuovere una maggiore attenzione nell'uso degli antibiotici, valutando con cura se e quando sono davvero necessari. Gli antibiotici devono infatti essere assunti solo quando realmente indicati, sempre su prescrizione medica, evitando qualsiasi forma di automedicazione. La decisione deve essere sempre personalizzata. Il medico, insieme al farmacista e agli altri professionisti sanitari, valuta la situazione del paziente, sceglie il trattamento più adeguato e ne definisce la durata del trattamento. In caso di dubbi, è importante confrontarsi con il proprio medico o con il team sanitario. Gli antibiotici sono strumenti fondamentali, ma la loro utilità dipende anche da un impiego clinico appropriato, tempestivo e mirato sulle esigenze del singolo paziente.